La ripresa economica per le piccole e medie imprese artigiane padovane viene messa a dura prova dagli sforzi che gli imprenditori del settore artigianale stanno facendo da mesi per anticipare ai dipendenti la retribuzione prevista nei giorni di quarantena da Covid, che secondo quanto afferma il presidente di Confartigianato Veneto Roberto Boschetto risulta ancora equiparata alla malattia. L'INPS ha dichiarato che ancora non sono state stanziate le risorse statali per pagare i datori di lavoro. Siamo preoccupati ed arrabbiati perché l'INPS non ha i soldi per poter pagare il 2021 e quindi noi imprenditori non sappiamo come comportarci, ma se non basta li abbiamo anticipati. Allora abbiamo da un lato che abbiamo anticipato i soldi, dall'altro lato non si sa quando arriveranno. A questo si aggiunge la situazione pregressa del 2020 con i soldi che devono ancora arrivare. Per questo Confartigianato chiede un intervento dello Stato. Questa situazione mette in difficoltà le piccole imprese artigiane con pochi lavoratori, dove spesso il rapporto datore-dipendente è molto stretto. Non è che siamo l'impresa, l'industriale che eventualmente richiede indietro ai dipendenti i soldi che gli sono stati anticipati, quindi questo crea veramente una confusione e un disagio economico e anche sociale tra dipendenti e imprenditori, soprattutto nel caso nostro dove gli imprenditori con i propri collaboratori, i propri dipendenti è un tutt'uno. Quindi noi ci teniamo a pagarli, ci teniamo che questi abbiano il rimborso, però lo Stato dov'è? L'INPS se ne è lavato le mani e lo Stato dov'è?